Euroregione.news. Bertiolo, 76esima festa del vino, 15-30 marzo 2025. Pronti a partire con la 76esima festa regionale del vino a Bertiolo dal 15 marzo, 3 fine settimana di eventi, degustazioni e divertimento e le novità raccontateci dalla prima cittadina Eleonora Viscardis con il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Siamo qui per la presentazione della festa del vino, per la conferenza stampa per la festa del vino di Bertiolo che inizierà sabato 15 marzo alle ore 18. Vi aspettiamo, annotate questa data e da lì partiranno i 3 weekend della festa del vino, che è un contenitore ormai è conosciuto in tutta la regione, quante sono le attività che vengono svolte, gli intrattenimenti e gli eventi, ma naturalmente il principe della festa è il vino e il vino di qualità. E a questo proposito volevo dire una cosa proprio sulla festa del vino, sull'edizione del 2025. La festa del vino del 2025 è più ricca di un riconoscimento, infatti siamo reduci da Roma e dal Senato, dove ci hanno consegnato, l'Umpli Nazionale ci ha consegnato un riconoscimento che va alla festa del vino di Bertiolo, che è stata insignita del riconoscimento Sagra di qualità. Però è un riconoscimento che va di fatto al territorio, come hanno ben specificato negli interventi, che va al territorio, che va a Bertiolo, che va a tutti coloro che in qualche modo hanno reso possibile dal 49, da quando è nata questa festa ad oggi, la nostra festa del vino con questi traguardi. È una festa del vino che mantiene le radici, mantiene le tradizioni da dove è nata, però si è saputa evolvere ed è attualmente una festa assolutamente moderna, in linea con le aspettative degli avventori di questa festa. La festa del vino quest'anno è più ricca di questo riconoscimento, però ha perso un suo grande testimone, che è Pietro Pittaro, e perciò lui manca perché è stato sempre un sostenitore, un fautore di questa festa, ha avuto sempre idee, come era nel suo modo di essere, lungimiranti anche per la nostra festa, perciò sicuramente un grazie particolare glielo dobbiamo, un riconoscimento glielo dobbiamo per quanto fatto per Bertiolo, soprattutto perché Pietro Pittaro si sentiva ancora di Bertiolo. Lui ha iniziato la sua carriera lavorativa da enologo nella cantina di Bertiolo, la Cabert. Non è stato il primo enologo, ma è stato il primo vinificatore, effettivamente. Il primo enologo, ha fatto la prima vinificazione della cantina nel 61 e poi sappiamo tutti l'evoluzione che ha avuto. Però è sempre rimasto legato al nostro paese e a questa festa e ha sempre contribuito a farla crescere. È stato dal 98 in poi presidente di una commissione che ha individuato dei personaggi e a cui si attribuiva un riconoscimento, che è un Friulano Doc, che in ogni festa del vino premiava dei personaggi di origine friulana che con i loro meriti hanno dato lustro al nostro Friuli. E quest'anno lui non c'è più, la sua figura da presidente è stata sostituita da Marco Lant, il generale Marco Lant, anche lui originario di Bertiolo, cittadino onorario anche lui di Bertiolo, pensiamo lo sostituisca egregiamente. E il Friulano Doc di quest'anno è il primo alla memoria e naturalmente non poteva essere che a Pietro Pittaro, a cui dedicheremo un evento alla fine della festa del vino, dopo i 3 weekend. Il 5 aprile ci sarà un evento proprio per la consegna del riconoscimento a Pietro Pittaro quale Friulano Doc, naturalmente alla memoria, e il premio verrà consegnato agli eredi, quello che lui ha individuato come eredi, i vigneti Pittaro, e sarà un evento dove ci saranno tanti amici di Pietro Pittaro che lo ricorderanno, e ci sarà l'orchestra del Friuli Venezia Giulia diretta dal maestro Paolo Paroni, che naturalmente eseguirà il bel canto, quello che amava tanto Pietro Pittaro. La festa regionale del vino di Bertiolo è diventato da sempre
sempre un appuntamento tradizionale, un appuntamento che porta a Bertiolo persone provenienti da tutta la regione, ma anche oltre regione e oltre confine. Questa testimonianza del livello raggiunto da una festa che vede impiegato un esercito di volontari, un esercito di quelli che noi vogliamo vedere sui nostri territori, nelle nostre comunità, perché quell'esercito che le rende vive, le rende forti, permette di vivere momenti importanti di socialità, momenti di cultura, momenti di sport, e questo tradizionalmente avviene a Bertiolo. Tra l'altro è una festa che ha ottenuto un riconoscimento nazionale da parte dell'UNPLI come sagra di qualità, e questo si raggiunge solamente nel momento in cui nel corso degli anni si è riusciti a creare un programma, un'organizzazione di altissimo livello, e questo avviene proprio a Bertiolo. Pertanto è un evento che noi sosteniamo, un evento che vogliamo in qualche modo abbia un risultato importante, perché comunque la testimonianza del risultato che si ottiene attraverso l'impegno e la passione di tantissimi volontari. Un riconoscimento a Pietro Pittaro è un qualcosa che va ad arricchire questa manifestazione, un personaggio enorme del nostro Friuli, un personaggio che ha incarnato l'anima del friulano, che ha saputo realizzare dei vini eccezionali che sono conosciuti in tutto il mondo, e è riuscito poi nel suo impegno quotidiano a trasmettere questo amore, questa passione per la nostra terra, per la nostra lingua, per la nostra identità, e quindi il fatto che venga riconosciuto in occasione di questa festa è un qualcosa che gli dà onore agli organizzatori e all'amministrazione comunale. Noi siamo al loro fianco, siamo felici di essere collaboratori e partner di queste iniziative, e speriamo che tutti in qualche modo abbiano modo in queste 3 settimane di apprezzare la bellezza di quello che viene realizzato a Bertiolo. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news